Vabbè, il parcheggio è semplicissimo in erba, ma guardate davanti. Mamma che spettacolo! Luca sta imbandendo il tavolo, qui si comincia a colorare, guardate che spettacolo. Buongiorno! Viaggiatori, ciao! È weekend! Tanto bentornati sul canale, scusateci per il ritardo, per l'assenza di marzo, ma dispiace molto anche a noi. Fra addio celibato, matrimoni, compleanni, lavoro, ce n'è febbre. Marzo è stato vuoto totalmente, di uscite in camper ovviamente, mentre è arrivato aprile che sarà completamente dedicato alle uscite fine settimanali. Ne abbiamo una voglia, un bisogno immenso, quindi vi porteremo un po' in giro. Dal weekend prossimo rinizieremo a varcare le montagne. Volevamo già andare questo weekend, ma c'è la manifestazione della salita del costo, quindi una gara di macchine che fa il tracciato che porta all'altopiano di Asiago, che ovviamente sarà blindato, chiuso e pieno di gente, quindi evitiamo di andarci. Forse ci andiamo settimana prossima, forse fra 2, vediamo, però inizieremo a varcare le montagne e a camminare un po'. Questo weekend invece ci aspetta pianura, andremo in riva al Po, abbiamo trovato un posticino in libera teoricamente molto carino, non saremo da soli, ma ci accompagneranno Luca e Roberta, i nostri milanesi del cuore, con una gran novità. Una nuova compagna per Luke. Esattamente. Hanno adottato un cane e non vediamo l'ora di conoscerli. Assolutamente Cara sì. Kelly. Non vediamo l'ora di vedere anche lui, Sì. Li vediamo da 3 mesi. Anche voi sì, vogliamo. E non vediamo l'ora di vedere anche la reazione di Luke a tutto questo. Tutta questa festa improvvisata. Noi siamo appena partiti, è venerdì sera, sono le 6, abbiamo 2 orette abbondanti di strada, ci vediamo là. Quindi a dopo! Ciao! Destinazione raggiunta. Ragazzi, appena arrivati, 2 ore e 20 minuti più o meno, viaggio liscissimo. Vabbè, il parcheggio è semplicissimo in erba, ma guardate davanti. Mamma che spettacolo! È uno spettacolo stupendo. Ora aspettiamo i ritardatari cronici dei milanesi e noi ci vediamo domani mattina, stasera festival e telefono giù. Ci vediamo domani. Ciao. Ciao. Kelly, sei pronta? Vediamo. Kelly! Adesso al 3 a Baia. Ciao. Grande! Ragazzi, che posticino. Vabbè, in riva al Po ovviamente, poco più su c'è il confine lombardo. Abbiamo passato una notte fantastica, zero pensieri, c'è una piccola locanda che penso sia un circolo privato di signori tranquillissimi che ieri sera ci hanno salutato, ci hanno detto che non c'è nessun problema nel dormire lì. Tramonto da paura, come avete visto davanti,
Stamattina stiamo incamminando, seguiamo un po' il Po e dovremmo arrivare su una spiaggetta un po' più su. Bella questa. Oh no? Il posto è veramente bello e tranquillissimo. Ogni tanto passa qualcuno a passeggiare col cane, qualcuno che fa il giro in bici, però veramente consigliatissimo. Molto Poi oggi si sta da Dio, c'è una temperatura stupenda. Fra un po' scatta la manica corta. Mi sa di sì, oggi pomeriggio sì. Continuiamo a camminare un po' e vediamo se troviamo sto spiaggione. Figata. Cioè ragazzi, guardate che posto. Sto qua si chiama Bosco di Kyoto. Guardate che spettacolo di simmetria da alberi. Che è lì? Sta arrivando la mamma e il papà. Cazzo, devi passare qua, Kelly. No, non ero pronta. Torna di là. Kelly, non ero pronta. Vai. Vai, Kelly, vai. Che è lì? Bravissima. Sti qua vanno d'accordissimo, stanno giocando un sacco. Ti dico che è stanchissimo. Kelly no, perché è energica, vero? Guardate che figata sto bosco qua. Ragazzi, il parcheggio alla fine è questo prato qui. Quella lì è la locanda che vi dicevamo prima. Ed è immerso veramente nella natura, fronte Po. Missione spiaggia fallita per stamattina, torneremo oggi pomeriggio, magari risaliremo quell'argine e ci arriviamo da dietro perché di qui c'era l'erba altissima e non ci fidiamo a passare. Quindi adesso prepariamo il pranzo e vi facciamo vedere la nostra mitica terrazzetta che abbiamo qui di fronte. Guardate che figata. Van. E qui la nostra terrazzona, guardate che robetta. Che carini. Qui tutto il necessario per i cani e tutto il necessario per gli umani. Aperitivo. Però guardate che figata. Si ricomincia. Ragazzi, missione spiaggetta fallita. Abbiamo guardato un po' meglio la strada, ma è un po' troppo lunga da raggiungere, bisogna comunque tornare, risalire all'argine, tornare in strada, fare un bel giro per arrivarci, quindi non ci andremo, però faremo 4 passi qua nei dintorni. Oggi a mezzogiorno abbiamo pranzato fuori, è un caldo, Mamma mia, stupendo, ci serviva, abbiamo preso il sole 4 ore, sono le 4 di pomeriggio appunto, ed è proprio caldo, si sta veramente bene. Quindi posto super consigliato. Noi abbiamo guardato da Piacenza verso il Veneto, diciamo, e di posti così in questa zona lungo il Po ce ne sono veramente tanti, quindi avrete l'imbarazzo della scelta. Adesso si è un po' riempito fra virgolette di gente, c'è chi festeggia il compleanno, c'è chi chiacchiera, c'è chi pesca, passeggia. c'è chi passeggia, sono tutti molto cordiali comunque, Sì, tantissimo, tutti gentilissimi. Nessuno ci ha detto nulla, anzi ci salutano. Sì. Una giornata di vero e puro relax che ci serviva tantissimo. Quello che cercavamo per Esatto, questo weekend. esatto. Quindi adesso 4 passetti, poi attendiamo l'ora del tramonto che stasera secondo me sarà spettacolare. Ci vediamo al tramonto. In attesa del tramonto si prepara l'aperitivo, quindi carciofini, pomodori secchi, olive, un po' di pane che ci sta sempre bene. Luca sta imbandendo il tavolo, qui si comincia a colorare, guardate che spettacolo. Guardate il dottor 32 denti. Raga. Qui intanto in preparazione nuggets,
Qui si colora sempre di più. Tavolo imbandito. Signori. Oppa! Siamo una banda Che di matti. figata. Mamma mia. Che figata. Cioè, penso che mangiare così sia una cosa... A parte che siamo rossissimi dal sole, ne abbiamo preso tantissimo. Però guardate che roba. Stupendo.